never meant to grow up. I'm sure they never knew enough. I know the pressures won't go away. It's too late. Find out we're different somehow. It's too late to even have faith. Don't think things will ever change. You must be dreaming. Think before you make up your mind. You don't seem to realize I can do this on my own. And if I fall, I'll take it all. It's so easy after all. Believe me, cause now's the time to try. Don't wait, the chance will pass you by. Time's up to figure it out. You can't say. Sicuramente poteva fare meglio se è messo anche nelle condizioni, perché ha un fisico e un'attitudine particolare, però purtroppo sei costretto a inseguire molte volte il programma più che le attitudini del tuo cavallo. Lei, come ti ho detto prima, predilige la distanze superiori, non fatica un po' sul terreno pesante, insomma gli deve venire un po' tutto bene essendo una cavalla particolare, però quest'anno con la motivazione che dovrebbe aver completato speriamo bene. Comando in retta da WAC a precedere Sophistication da WAC che mantiene l'interno della pista su Sophistication, all'esterno progredisce Thomas Di Toni da WAC che ci prova fino in fondo da WAC con Sophistication che attacca all'esterno da WAC e Sophistication da WAC e Luca Cottu da un capo all'altro a griffare questa prima dal Don Meloni precedendo Sophistication e Thomas Di Toni, quindi riscontro numerico 3, 5, 8 per la prima dal Don Meloni di Chirivani. Luca Cottu, primo successo stagionale da un capo all'altro con Dawak, una cosa tutta davanti fin sul palo. Bene, dai, sono contento, ringrazio Antonello per la fiducia. Bene, la cavalla eravamo un po' dubbio per il terreno, tanto che andava bene sul duro, però si è trovata bene, dai. Tutta la strada, come la cercavo, mi ha reagito, bene, dai. Poi in fondo ho visto che mi stava attaccando, però adesso mi regge, va bene. Sì, quella che mi è piaciuta è soprattutto la rete, ha risposto a tutti gli attacchi, Sì. tu, insomma. Ha aiutato molto la cavalla, diciamo, dai. Sì, complimenti Luca. Dopo volevo dedicare questa vittoria a Pietro, visto che ha avuto la possibilità. Ok, E niente, ok. grazie. Think before you make up your mind. You don't seem to realize I can do this on my own. And if I fall, I'll take it all. It's so easy after all. Valentia Doc per corsie esterne con Bunora dell'Algher, cavalli che si presentano in retta dove Bora dell'Algher attacca con Valentia Doc all'esterno che tende a passare mentre Dawak si difende allo steccato. Valentia Doc che attacca Dawak che invece sembra staccare su Bunora dell'Algher che prova un tardivo attacco ed è facilissima l'affermazione di Dawak a precedere il numero 4 Bunora dell'Algher, mentre per il terzo posto si ricorrerà alla fotografia. Until the end of time, I don't know why I'm still waiting. I can't make you Antonello Fadda, ancora quick double da trainer da Fantino, da WAC. Oggi è una bella vittoria, batti una cavalla come Bunora della Guerra da una bella linea, insomma. Sì, Raccontaci. il periodo stava molto bene adesso, ha passato un po' di calore femminile qualche tempo fa, però la vedevo molto bene il lavoro e mi ha confermato, nonostante è scivolata 2 volte in curva e mi ha fatto un filino preoccupare, però reagiva sempre. Senti, lei si è espressa bene sempre quando ha fatto corsa d'avanguardia, oggi l'è fatta, vabbè, lasciato fuggire
il cavallo il Battistrada che c'era davanti, poi lei dall'altra parte ha attaccato, si è scappato, lì sembra che gradisca questa attacco. Sì, sì, ma gli piace la distanza, gli piace lasciarla galoppare libera e quello che era davanti mi ha fatto solo un favore a tirarmi un giro intero e poi reagiva sempre a cavallo, c'era. Sì, ha vinto anche con delle lunghezze, complimenti. Grazie. Ne approfittiamo anche con il proprietario Stefano Puscedu. Stefano, si ritorna vittoriosi dopo lo scorso anno all'ultima Villa Cidro. No, ne abbiamo vinto anche una in Gentleman a inizio stagione. Giusto, con Luca. Giusto. Con Luca Cotto, certo, stavo dimenticando. Anche lì un costo su costo. Sì. Quindi questa sembra essere la sua tattica per Sì. Siamo stati un po' sfortunati, ma come diceva Lello, forse un po' di problemi femminili, calori, questa roba qua, però adesso infatti ultimamente mi diceva Stella, Cavalla è sempre in progressione, ci credo tanto, è bene così. Voglio dedicare questa vittoria a mio fratello che è andato via. Grazie Andrea. Sì, lo ricordiamo anche noi, anche lui grande appassionato di cavalli, insomma da che fa anche questo bel regalo nel ricordo di tuo fratello. Grazie. Complimenti per la vittoria. Now it's over. Can't forget what you said, and I never wanna do this again. Heartbreak. Partiamo con Chiocciola da Pantuosco e Francisca Saura, allevamento quello del signor Costantino Callaresu, bella cavallina, anche qua tanta genealogia anche femminile. Sì, è arrivata che sembrava una brutta anatroccola, come ti ho detto prima all'inizio, però questa forse è quella che si è trasformata di più e ha migliorato tantissimo. Il carattere un po' nevrile gli rimarrà, però dai, adesso sta andando bene, Sì, una bella ci crediamo, quello sì. Poi Sì. anche perché gli è morta la madre quando aveva 4-5 mesi se non sbaglio, ha sofferto un pochettino, però adesso si sta migliorando tanto. Cavalli ad affrontare la piegata che mette in retta con Canarino che avvicina Chiocciola. I due in diagonale ad affrontare la piegata che mette in retta con Chiocciola che mantiene lo steccato su Canarino, Cadonal Mores e Campeda. Cavalli in retta, Chiocciola che prova ad allungare, attacca all'esterno Canarino, Chiocciola e Canarino in lotta, Canarino e Chiocciola arroccata allo steccato con Canarino che insiste al suo esterno, Chiocciola ancora in vantaggio ai 100 conclusivi, Chiocciola che viene a vincere questo premio Porto Rotondo davanti a Canarino, Cadonal Mores e Campeda. I'm trying to forget that I'm addicted to you, but I want it and I need it. I'm addicted to you. Now it's over. Can't forget what you said, and I never wanted to. Antonello Fadda, porta il successo Chiocciola, 2 secondi di fila nelle ultime sortite, vinci anche da allenatore, dai, bene. No, è andata bene, sapevo che stava bene, è andata bene. Un filo di rammarico per l'altra volta, però oggi è veloce lei, poverina. Partita bene, ho gestito e poi allungato bene. Senti, l'avevamo vista quest'inverno, lei non si è presentata male all'inizio stagione, qualche defiance purtroppo quando è andata dritta, però era una cavalla che era un prospetto interessante. Ci abbiamo creduto all'inizio, non è un fenomeno, però è una cavallina che nelle medie categorie si difende, dai. Speriamo bene, speriamo che sia sana perché adesso è il tempo suo. Certo, complimenti lei. Grazie. And I never wanna do this again. Heartbreaker, heartbreaker. All'interno va ad affiancare Claudietta, 3 cavalli che si giocano negli ultimi 200 metri questo Memorial Antonio Columbu con Cilaverte che ci prova ma è arroccato allo steccato Dorjac Dubien che resiste agli attacchi, Dorjac Dubien che
la porta a casa da un capo all'altro con Mattia Manca precedendo Chilavert, Claudietta ed il numero 1 Rebalton de Pinet. Quindi scappa via fin dai primi metri Dorjak Dubien, dosato alla perfezione da Mattia Manca, e in autentico canter viene a vincere questo premio Memorial Antonio Columbu. Mattia Manca per Dorjak Dubien, un po' ha ripetuto lo standard di Firenze e oggi bene. Sì, un bel cavallo, abbastanza esperto anche, devo dire che ho fatto il passeggero oggi, mi sono divertito. Senti, in testa fin dai primi metri, è controllato, gestito, graduato, poi in fondo una bella reazione, ha respinto tutti gli affondi di Chilavert e Claudio. Sì, è andata alla grande, poi gli arabini sono un po' particolari per fare la progressione, lui visto che era davanti l'ho sempre gestito bene. Senti, a Lello gli restituisci un po' quello che gli avevi rubato quando è tornato a Zucchero. Gli darò anche le percentuali, tanto mi toccherà. Complimenti. Grazie. Per la prima volta ai microfoni di Sportiver.biz, un'icona dell'ippica sarda, Franco Fadda, per questa vittoria di Dorjak Dubien. Lelle è salito sul Rebalton, ma aveva aspettato uno o l'altro? Io li aspettavo tutti e due, nonostante uno abbia un caratteraccio, sia Rebalton, ma l'altro un po' più sincero, e meno male oggi, l'ha anche dimostrato. Sì, perfetta l'interpretazione di Mattia Manca, va vinto così a Firenze con Francesco De Tullio, già ripetuto quella corsa. E oggi si è ripetuto, meno male. Io mi aspettavo un po' più l'altro, Rebalton. Rebalton. Infatti quello era secondo l'altro giorno dietro Claudietta, una linea importante che Rebalton, però questo diciamo ha dimostrato un po' di avere dei mezzi. E l'altro Rebalton c'è un po' di carattere particolare che non si esprime al massimo come dovrebbe. Questo invece? No, questo è più sincero, più freddo, obbedisce ai comandi, mentre l'altro Per quello lei l'ha montato qui. è per quello perché lo conosce di più. Senti, cosa può fare ora Dorjak Dubien? E che può fare? Speriamo di poter fare il meglio che possiamo. Il 30? Il 30, se c'è la corsa lo facciamo correre. Una bella vittoria in costo sul costo, non passerà sicuramente inosservato. Complimenti al team Fadda, al team Meatini che sempre che manda i cavalli, fa le trasferte, anche loro se la meritano. Io ringrazio anche Meatini che ha fiducia in noi. Sì. Complimenti Franco. Grazie.